Sena Esperanza, di la Naut Val d'Aude, al museu de la Capellariò. Aquel museu si hagué obert en 1992, cal remuntar a peu près al segle XVIII per trappar a peu près las originas. Aquò remunta donc a la guerra de 7 anys, de monde del costat d'Esperanza, che era un partito di fare aquella guerra e che si erano fatti prigionieri in Silesio. La Silesio è un incontrato del costat dell'Autricio e del Cecoslovacchia, e è qui prigionieri che facevano conoscenza con la popolazione locale del viaggio di fabbrica dei capelli. E dunque tornarono della loro cattività, pensarono del loro villaggio a costat d'Esperanza, un villaggio che si chiama Bugarach, pensarono a val di fabbricare dei capelli come abbiamo visto fare del tempo intero prigionieri. E la vera industrializzazione si fa al costat dell'Impero II, e a co-duret ambe de naute de bases jusqu'aux anni 50-60 del secolo XX. Alla mezza loro rodarono sendis anche il museo d'Esperanza della Capellariò. È un museo che è amministrato per un'associazione con un presidente e di 3 impiegati che sono cargati di far visitare e d'accueillir les visitaires. Donc, je suis Monsieur Ardanui Eric. Je travaille au musée de la Chapellerie, par intermittence maintenant à temps fixe, depuis 1993. Alors, je suis la 4e génération de ma famille qui travaille du chapeau. E appena all'entrata del museo una boutique dove si può comprare dei cappelli, dei caschetti, tutto ciò che volete per voi mettere sul capo. Alla debutto della Grande Guerra, nel 1914, abbiamo a Esperanza 14 usine che impiegavano gairebé 3.000 ouvriers. E quelle usine si perlungarono jusqu'à alla Seconda Guerra Mondiale, amb dei cambiamenti, non posso entrare nei dettagli, e tutte quelle usine si aggregarono per la Seconda Guerra Mondiale e preso diretto amb la moda. E la moda era a questa epoca, essendo negli anni 40-50, la moda senza capelli. E spracò che picciù a picciù la Capellariò desapareguet della Nauval. La fabbricazione dei capelli, che è considerato come un patrimonio industriale forse importante, soprattutto ici, era una tradizione che remontava di lungho, che perdurò pendent mai di 100 anni, e dunque ha marcato profondamente la vita di tutta la Naut Val d'Aude, cal sapere che di fabbricazione dei capelli ne abbiamo pas a Esperanza, ne abbiamo qualcuna da costato, in una comune che si chiama Cuisà, e soprattutto un altro mai importante a Chia. Dunque, ici, a Esperanza, si fabbricavano dei capelli essenzialmente a base di lano, per fabbricare dei feltri. E a quell'anno, alla debutto, alla fine del secolo XVIII, era dell'anno del paese, ma che mai della Scorbieras. A poi, a tutto il lungo del secolo XIX, era dell'anno che veniva da Spagna, d'Extremadura, e poi, al momento della grande epoca della Capellariò, a quell'anno ero importato da Nuova Zelanda, d'Africa del Sud, d'Argentina, tutti i paesi dove abbiamo forse truppelli di mutus. Dunque, a questo anno che servisse per la fabbricazione del feutre,
seguissio tutto un omeno de transformacions per destapeto la cagliò den premier tratta din de fabricos che s'appellano de cardarios per enlevar tutto ciò che hi havia all'interior della lana e che hauria gastat la fabbricazione della cloccia, perché aquello lano era apres espandido dins un omeno de lençols, o podem appelar a tal, de lençols que s'enrolaven sus de cones per apres servir a la fabbricazione della cloccia. Dunque abbiamo tutto un fiume de stapeto disiaco per la marca che si faceva pas d'un succo e arrivavano apres a ce che s'appellavano la fulo, che è a dire la fabbricazione della cloccia. La cloccia è un elemento forse importante. Per avere un lano come cal per fin de l'utilizzare al momento della fulo, cagliò la pencenà. Un cop che la cardariò abbia fatto le prime pencenacce, la scagliò encara mai pencenà amb due tisses particuliers per fin d'avere un lençol de lano le mai fi possibile. Alla fine delle operazioni de cardacce e de pencenacce cagliò sortì un grande pezzo di lano puro, fino mai che mai, per poter fabbricare apres la cloccia. E sono quelle grosse macchine che servissero a sortire aquelli grandi lençols di lano. Aquel pezzo di lano plafino era enrodato in de cones per poter avere un debutto di cloccia un po' spesso in caro grossiero e che era la prima estapetto per la fabbricazione della cloccia. La cloccia un po' grossiera che venne de base, dunque era trattato per venire mai fino che si podia adattare alla sconos particolari secondo le capelle che voglio fabbricare. Allora, quello cloccio già mai fino che venne de base, debbio continuare ad essere trattato e soprattutto cominciato ad essere tintato. Arrivando alla fine della prima grande operazione di fabbricazione della cloccia, che si appella la fulo o le fulacce, e alla dernière operazione di feutracce, aquellos primeros clochos son mesos de grandes cubos d'aigo acidificado, aigo bullento acidificado, e che sono malaxados dins una grande macchina di bues crantat, pendent almeno mai d'un trentena de minutos. Aquel cloccio de feutre deu, avant d'estre meso sus de formos che ribagliaran la forma definitiva del capel, deu seguir diversi trataments, de tratament amb d'aprest, de trattaments amb de batu, sus din de machinos che picciu a picciu i van bagliar uno supplesso, van ebasar l'entour della cloccia de tal viage che sia più grande per poter apres essere messo su una forma definitiva del cappello. Calche aquel cloccio sia messo su una forma per cominciare ad avere la forma definitiva che avrà le capelle un po' finite. Devo continuare ad essere messo in forma
avait une opération qui s'appelle les sablacce, dont avait acquis une machine de sable pesu, calfat, qui se met tout sur les capelles per ibaillar verdaderament la forme définitive. Donc, et derrière toute une pilote de formes diverses qui se praticaient al segle XIX. Donc, calia posare un galon, calia mettere all'interno un cuffo amb le cussù e la marca dell'usina che l'abbia fabbricato, e poi calia picca tutti i tours, tutte quelle operazioni d'accabamento del capello erano mai che mai un mestiere che era fatto per le femmine. Les ouvriers apprendiam sul place al lavoro direttamente sul tal, e n'hi ha même che entravano all'usina a 10 anni, a 12 anni. Tutte quelle usine s'arrestarono negli anni 50, 60, 70 même. Tutto ciò che demorava dell'industria della Nova Val d'Aude si s'aggrumelet, si recantonet a Montasels, che è un piccolo comune a Costa d'Esperazà, dove abbiamo un'usina importante, e è qui che si concentrat ciò che demorava dell'industria capellaria della Nova Val d'Aude. E è encara amb un decenat d'obriers.